facciamo mancare niente. Sì, non vado a lavorare perché non voglio lavorare, perché lavoro c'è. Lavoro c'è, sempre c'è trovato. Latte. Latte che costa? €1 al litro. Ah, meno del latte? Sì, con 56 mi sembra centesimi di differenza da quello del supermercato, conviene prenderlo qui. Immaginate un posto dove il lavoro ancora si trova, l'aria è buona e il latte è fresco e conveniente, i rifiuti sono una ricchezza e le tasse scendono. Non è il paese delle favole, esiste veramente, si chiama Ponte nelle Alpi, una cittadina fra le montagne del Bellunese. Le cassette sono plastiche rigide e qua a destra mi raccomando quelli del composto da non mettere come immobili, nemmeno questi lacci di plastica che sono plastiche rigide. Che ha portato? Abbiamo portato carta, plastica, un sacchetto di plastica molle, plastica rigida, lavatrice. Cioè dividete tutto in base Sì. a... Questa è una plastica selezionata, se trovano dentro roba che non funziona poi non ce la pagano più. Perché voi se la vendete? Esatto. Sono soldi che vanno a contribuire a non aumentare la bolletta dei cittadini, no? Se prima pagavamo 2,50, siamo arrivati a pagare 150. I cittadini pagano solo quello che finisce in discarica e risparmiano sulla bolletta. Il comune vende e incassa e l'azienda dei rifiuti ha triplicato i posti di lavoro. Tutta opera dell'assessore all'ambiente, un ex dipendente delle poste. Prima, per svolgere lo stesso servizio, lavoravano 5 persone, adesso abbiamo 15 dipendenti alla Ponte Servizi SRL. Se tutti i comuni in Italia, sotto i 50.000 abitanti, facessero quello che fa attualmente Ponte nelle Alpi, si potrebbero creare nel paese 200.000 posti di lavoro. Così, in un momento di crisi. Così, in un momento di crisi, addirittura riducendo il costo finale per i cittadini. Spendevamo 475.000 euro all'anno per smaltire